14ª ai pensionati, la CGIL attacca, l'INPS si lava le mani e rimanda tutto ai patronati e intanto a rimetterci sono gli anziani. Il comune mette i sigilli per evitare altre occupazioni abusive in quartiere Pertini, ma nella notte una donna riesce a farsi aprire dai vigili del fuoco ed entrare col figlio. Un messaggio vocale del governatore Zaia per chiedere ai veneti di sostenere la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali. Sulla questione anche il commento del direttore Luigi Bacialli. Tragedia a Marghera, trovato in un edificio abbandonato di via Volta il cadavere di una donna. Si tratterebbe di un'ucraina di 60 anni. Sono passati 37 anni, ma il ricordo di quel tragico giorno in cui fu assassinato Giuseppe Tagliercio è ancora forte. Commemorazione stamane nel capannone del Petrolchimico. Sempre meno medici negli ospedali, mancano trasfusionisti, pediatri, ginecologi e anestesisti. L'allarme lanciato dall'Avis e dall'Associazione Medici Dirigenti. La macchina della sicurezza ha funzionato in modo esemplare, a dirlo l'assessore D'Este commentando i concerti di Zucchero, e ora si pensa alle misure per il Redentore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3. In primo piano dunque la questione 14ª, perché i pensionati sono esasperati perché ancora una volta l'INPS non paga le 14esime. La CGIL dice è vergognoso, l'ente se ne sta lavando le mani. L'INPS ha saltato molti, secondo noi per le valutazioni che facciamo almeno uno ogni 4, uno ogni 3 non ha avuto, che aveva diritto alla 14esima non ce l'ha avuta. Anche quest'anno dunque moltissimi pensionati, quasi il 25% degli aventi diritto secondo la CGIL, si sono ritrovati senza 14esima e la responsabilità è sempre dell'INPS. È assolutamente negativo il fatto che l'INPS non dia nessuna informazione su questo casino che ha combinato solo ed esclusivamente l'INPS. E non si presta attenzione a questo che è una situazione particolare, perché stiamo parlando delle pensioni più basse, dei redditi inferiori a circa 1.000 euro al mese, dai 750 ai 1.000 euro al mese, persone spesso molto anziane che hanno difficoltà a muoversi da casa a fare una telefonata, che dovrebbero essere seguite in modo diverso dall'INPS, e l'INPS invece si lava le mani e lascia questa gente allo sbaraglio e non riesce ad avere risposte e informazioni certe. Chi ne ha diritto dunque? Come deve comportarsi? Se non l'hanno ricevuta a luglio devono per forza, a questo punto, visto che l'INPS ha chiuso ogni possibilità di intervento da parte sua, rivolgersi alle sedi dei sindacati dei pensionati e alle sedi del patronato per fare la domanda di ricostituzione della pensione per poter avere quei 400, 500, 600 euro di 14esima che su pensioni basse di 400-500 euro al mese sono tutta oro che cola. Diverso invece per chi ha iniziato a percepire la pensione nel 2018. Avrà la sua quota di 14esima se ne ha diritto con la pensione di dicembre, quindi per il momento non deve fare niente perché prenderà la quota in 12esimi per i mesi in cui è andato in pensione, ma li prenderà a dicembre. Se a dicembre non la prende, perché spesso succede anche questo, dovrà rivolgersi al sindacato o a un patronato per fare la domanda di ricostituzione per avere quella 14esima se è nelle condizioni di averla. Nuova occupazione in quartiere Pertini, una donna ha preso in giro i vigili del fuoco riuscendo a far aprire un appartamento con i sigilli. Dopo il blitz di Atere e forze dell'ordine che ha portato alla chiusura di 2 appartamenti da tempo occupati abusivamente in quartiere Pertini a Mestre, a distanza di poco più di 24 ore c'è stata una nuova occupazione. Eravamo veramente felici, sembrava che la cosa si fosse risolta, almeno per quanto riguarda quel numero, il 57, interessato da rumeni e bulgari, i quali abbiamo trovato all'interno una decina di letti e quindi venivano, se ne andavano a Venezia, chissà che cosa combinavano. Altro che lo abbiamo denunciato più e più volte e di cui la polizia e i carabinieri ne sono a conoscenza ormai. E che cosa è successo? È successo che alle 3:50 una dolce signora con bambino 17enne
ha chiamato i vigili del fuoco per farci aprire l'appartamento, dicendo che all'interno hanno medicine, ci sono gli oggetti che servivano al bambino, eccetera. I vigili del fuoco, quando c'è un'emergenza, corrono. Io non gli sto facendo colpe di nessun genere, fatto sta che come hanno aperto l'appartamento che era stato sigillato, questa si è fiondata all'interno e adesso abbiamo di nuovo l'occupazione. Una volta all'interno, infatti, l'iter per liberare nuovamente l'appartamento appena chiuso è complesso, soprattutto se ci sono minori all'interno, rendendo vani gli sforzi fatti finora. Ora è complicato di nuovo intervenire su sta questione, già ci abbiamo messo 2 mesi prima. Io posso anche capire in che stato si troveranno sicuramente il pattuglione dei vigili del fuoco, perché si sono trovati una situazione che onestamente non sono stato in grado di affrontare adeguatamente. Il comitato Pertini lancia un messaggio. Amici cari, c'è un comitato di quartiere al Pertini che si sta dando da fare su molte attività, quindi prima di intervenire cercate di sentirci. E adesso la candidatura di Cortina Dolomiti per le Olimpiadi del 2026, qualche giorno fa la presentazione del dossier, proprio quello di Cortina il primo ad arrivare, e oggi il governatore Luca Zaia ha inviato un messaggio vocale per chiedere a chiunque sia legato al Veneto di sostenere la candidatura, e intanto da più parti sta arrivando proprio questo sostegno. Sono ore cruciali, giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina, Dolomiti UNESCO e quindi tutto questo hub, l'hub degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, no? Inizia così il messaggio vocale del presidente del Veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Poco più di 1 minuto e 20 di audio che ben presto arriva ai cellulari di decine di persone, consiglieri e assessori regionali in primis, ma anche giornalisti e scrittori, a chiunque cioè possa fare la sua parte per sostenere la partita. Ecco, vi dico, per le conoscenze che avete, per i contatti che avete, cercate, anche se, come si può dire, rischiamo di essere, come si può dire, troppo insistenti, però contattiamo tutte le persone che conosciamo a tutti i livelli perché scrivano, perché dichiarino, perché sostengano, perché parlino delle nostre Olimpiadi. Rispettiamo tutte le candidature, ma se è vero, prosegue Zaia, che ci crediamo fino in fondo, dobbiamo sostenere la candidatura. È giusto che un Veneto sostenga il Veneto e quindi facciamo in modo che tutti gli stakeholders, che tutti coloro che sono vicini al Veneto, che tutti coloro che amano il Veneto, vengono a vacanze in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, dicano la loro, cioè lo dicano nei giornali, lo dicano scrivendo lettere, lo dicano facendo post. E perché il messaggio sia ancora più chiaro, arriva questo banner che il presidente Zaia invita a condividere a 360 gradi. Le Dolomiti imbiancate sullo sfondo, come se fossero già pronte ad ospitare gli atleti delle Olimpiadi, e in primo piano la scritta "Io sto con Cortina 2026". Intanto arrivano già i primi sostenitori alla candidatura. Il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli, ha inviato una lettera al presidente del CONI, Giovanni Malagò. La proposta del territorio dolomitico, scrive, è ispirata da principi di massima sostenibilità economica, ambientale e sociale e intende dimostrare la possibilità concreta di conciliare standard organizzativi e di servizi elevati con l'iconicità e la delicatezza di un territorio già inserito dal 2009 tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Per questi semplici ma fondati motivi, conclude la lettera, la nostra Federazione regionale sostiene questa candidatura con le proprie associazioni territoriali di Cortina d'Ampezzo e di Belluno e auspica che il comitato da lei presieduto possa condividere questa proposta, portando le Dolomiti come indicazione italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. E sulla questione Olimpiadi invernali sentiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Guaccialli. Ci sono delle battaglie civili che non possono non essere combattute. Noi abbiamo lottato e lottiamo ancora per l'autonomia del Veneto, un risultato straordinario, 2.400.000 veneti che sono andati a votare per avere più libertà, per avere più margini di manovra, più dignità, più rispetto da parte dello Stato centrale. Un'altra battaglia fondamentale è quella delle Olimpiadi del 2026, i giochi invernali che vedono candidate importanti città, Milano, Torino, Cortina con Trento e Bolzano. Può mai essere una scelta politica, come si sta dicendo
in queste ore per assecondare l'uno o l'altro dei leader dei vari partiti, no, deve essere una scelta secondo rigor di logica e buonsenso per assicurare a tutta la comunità nazionale dei Giochi Olimpici realizzati nella sede più adatta e nel migliore dei modi. Quindi ci si aspetta che il Consiglio dei Ministri nelle prossime ore decida secondo questa linea. Ovviamente tutti tirano acqua al loro mulino e c'è l'Appendino a Torino sostenuta da Di Maio e c'è a Milano il sindaco Sala con il vicepresidente del Consiglio Salvini, che vogliono appunto che i Giochi Olimpici vengano svolti a Milano, e poi c'è Luca Zaia che chiede che la sede deputata per questi Giochi invernali sia quella delle Dolomiti. Ma vi pare possibile che dei Giochi Olimpici possono essere nuovamente disputati a Torino, che li ha avuti nel 2006, o a Milano, che ha già avuto l'Expo? No, la sede naturale più adatta, più bella che ci possa essere è quella delle Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO e la perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo con Trento e Bolzano. Come dice il governatore, un comprensorio meraviglioso che non ha uguali. Vi sembra che i mondiali di apnea possano essere svolti sul lago Salato? No, si andrà in mare aperto dove ci siano dei fondali che permettano immersioni fantastiche e sicure. Beh, questa è la logica. Sarebbe veramente assurdo che in questo momento, in un momento in cui il Veneto fa sentire la propria voce, in un momento in cui si chiede che questo territorio abbia i vantaggi che hanno avuto altre regioni, ci si gira dall'altra parte e per una scelta politica si opti per Milano o per Torino. Noi condurremo questa battaglia d'ora in poi, noi staremo dalla parte di Cortina nel 2026, per questo ci batteremo, faremo davvero un battaggio importante nei prossimi giorni, ci sarà poi la decisione del CONI, del Comitato Nazionale del CONI, e poi ovviamente tra un anno quella del CIO, perché non finisce qui la candidatura, poi la città candidata ai Giochi invernali se la dovrà vedere poi con altre città importanti di altri paesi. È per questo che l'Italia deve essere rappresentata da una sede adatta a un evento così importante. E si spera quindi che tutti i parlamentari veneti, che tutti i ministri veneti, tutta la squadra del Veneto, a prescindere dalle casacche e dai partiti, si batta per questo obiettivo. Noi lo faremo fino alla fine, anche se sappiamo benissimo che ci sono molti bastoni tra le ruote. La cronaca è giallo a Marghera per il ritrovamento del cadavere di una donna. Una tragedia misteriosa. È giallo per il cadavere di una ucraina intorno ai 60 anni, il cui corpo è stato trovato in un edificio abbandonato e diroccato a Marghera, in via Alessandro Volta. A lanciare l'allarme e a chiamare la polizia come i soccorsi alcuni residenti nella tarda serata di ieri. Raccontano che l'edificio viene utilizzato spesso da persone senza fissa dimora e sbandati come ricovero per la notte o comunque di fortuna. All'arrivo dei sanitari per la donna non c'è stato nulla da fare. Secondo gli accertamenti la donna era già priva di vita. Ora restano da stabilire i motivi del decesso, per i quali si ipotizza anche un infarto, non si sa bene dovuto a cosa. Pare comunque che non siano stati rilevati segni di violenza. La salma è stata nel frattempo riconsegnata ai familiari. Toccante commemorazione questa mattina nel capannone del Petrolchimico per i 37 anni dall'assassinio di Giuseppe Taliercio. Se vi dico che è la prima volta che io mi chiedevo, non sono mai stato e non sono mai andato nemmeno sulle basi. Io nel Petrolchimico mio padre lavorava qui praticamente 10 ore al giorno e lo vedevamo solo la sera.
Sono passati 37 anni, ma il ricordo di quel tragico giorno in cui Giuseppe Taliercio fu brutalmente assassinato è ancora forte. Difficile non trattenere le lacrime per il figlio Cesare nel giorno della commemorazione che quest'anno si è svolta nel capannone del Petrolchimico alla presenza di rappresentanti comunali e regionali, del prefetto vicario di Venezia, delle rappresentanze delle locali autorità militari. Abbiamo scelto il capannone del Petrolchimico perché è il luogo simbolo di tante battaglie sindacali, di tante lotte, di tanti confronti, e come mi ricordava un amico, gli assassini di Taliercio fino a qualche giorno prima frequentavano le assemblee qui ed erano chiaramente sempre in mezzo ai lavoratori. Purtroppo la storia è storia, ma siamo qui per ricordare la figura dell'ingegner Giuseppe Taliercio e anche dei tanti altri, perché non possiamo non dimenticare Sergio Gori e il commissario albanese che nell'arco di pochi mesi, tra l'80 e l'81, furono purtroppo vittime innocenti di un momento della storia del nostro paese a dir poco incredibile, però credo che sia giusto per una città come Venezia ricordare queste persone. Una pagina nera della storia che ha segnato profondamente la città in modo particolare. La vicenda Taliercio è una di quelle che hanno colpito in profondità la nostra comunità, posso testimoniarlo da Marchera, ma penso che se ne possa parlare a proposito di tutto il nostro paese, oltre che con la nostra città più direttamente coinvolta. La cerimonia si è poi spostata davanti al monumento che ricorda Giuseppe Taliercio per la posa di una corona di fiori. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità. Di nuovo in diretta, non vi è certezza che le foto dei bambini morti in mare siano vere. Così la coordinatrice di Forza Italia a Portogruaro, finita nella bufera per un suo post su Facebook, oggi è intervenuta alla Voce del Mattino. Le immagini dei bambini annegati circolano solo in Italia, nei telegiornali e giornali stranieri non c'è traccia. Vi serve altro per capire che sono fake? È questo? Primo luglio. Sì, allora c'è l'ultimo mio commento dove io dico che il punto del post non c'è nessun insensibile, perché le risposte rispondo a un mio amico che mi diceva che alcuni commenti li ha trovati insensibili. Domanda chiara, risposta chiara. Dal Corriere del Veneto, quelle foto false sono dei pupazzi, lo ripete? Se lei va a vedere quello che c'è scritto nel mio profilo, io dico che non si sa se è vero oppure no che siano false, questo non lo sappiamo. Ovvio, oggi la tecnologia può falsificare di tutto, abbiamo visto dei video falsi come ne abbiamo visti altre vere, quindi vero o false io non lo posso dire se è vero o no, e all'interno del mio post ci sono benissimo commenti dove io dico che non c'è la certezza. Se le foto sono vere, dire che dei bambini morti sono bambolotti è grave. Allora, lei, ripeto... E adesso chi lo può dire se è vero o no? Onestamente io, visto che su YouTube girano dei video falsi, ho avuto i miei dubbi. Ovvio che io non posso dire se le foto siano vere oppure no. No, allora, ripeto, il Corriere dice, virgolettato, quelle foto false, sono dei pupazzi. Nel Corriere del Veneto lei non ha dubbi nel titolo, smentisce il titolo? No, io al Corriere del Veneto ho detto quello che ho detto a lei. Mancano i donatori di sangue, mancano i medici trasfusionisti, l'allarme lanciato dall'Avis regionale. Che cosa sta succedendo in Veneto? Beh, che i medici a cui ci rifacciamo noi sono i medici trasfusionisti che operano all'interno dei centri trasfusionali, mancano e mancheranno sempre di più perché vanno in pensione e non riescono a trovare i sostituti. Ma l'emergenza negli ospedali si presenterebbe anche in diverse altre corsie. L'emergenza c'è con gli anestesisti, c'è con i pediatri,
ortopedici, chirurghi, medici del pronto soccorso, praticamente un po' dappertutto. Queste sono le prevalenti specialità, ginecologi, anche ginecologhe. Il 2022 è definito l'annus horribilis, così da Avis e dall'Associazione Medici Dirigenti del Veneto, per i quali si registrerà un dato su tutti, meno 1.000 medici rispetto agli attuali 8.550. Dal punto di vista della donazione del sangue, il disagio si traduce con un calo di oltre 6.000 donatori rispetto all'anno scorso a causa degli intoppi burocratici, cioè con i medici mancano anche OS e infermieri. C'è bisogno di sangue, i donatori invecchiano come i medici, sono sempre meno, i giovani viaggiano, non è che i giovani non hanno voglia di donare, però vanno all'estero. L'appello alla politica regionale e nazionale. Di aprire l'accesso alle assunzioni, quindi concorsi pubblici, agli specializzandi degli ultimi anni, all'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, in modo che si possano inserire negli ospedali e tamponare questa situazione che sarà difficile da gestire. Tutto esaurito anche per il secondo e ultimo concerto di Zucchero in una blindatissima piazza San Marco, che si prepara adesso ad accogliere il prossimo evento, la festa del Redentore. Misure di sicurezza eccezionali per la seconda e ultima serata del concerto blindatissimo di Zucchero, che nel salotto di Venezia ha registrato il tutto esaurito, tornando a incantare il pubblico con la musica live in piazza San Marco, decretando un grande successo per l'intera città di Venezia. È enorme perché l'entusiasmo è stato appunto condiviso soprattutto anche dai residenti, persone che hanno goduto di questo spettacolo che non si faceva oramai da molto tempo in piazza San Marco e che ha dimostrato essere una vittoria per questa città, capace di fare anche questo e di riportare quindi i nostri residenti a vivere al meglio gli eventi che vengono sviluppati. E ora già si pensa al prossimo imminente evento, la Festa del Redentore, programma per il quale il sindaco ha emanato un'ordinanza per garantire la sicurezza dei presenti e valida per sabato 14 e domenica 15 luglio. Evento per il quale, come consuetudine, dalle 19 di sabato alle 3 di domenica nel territorio del centro storico della città lagunare è vietata alle attività commerciali e artigianali la vendita di alimenti e bevande alcoliche, pena una multa da 25 a 500 euro anche per chi viene beccato nella pubblica via con bottiglie di vetro. Nel corso dei diversi tavoli tecnici convocati dalla Questura, definite altresì anche le misure per la gestione di eventuali situazioni di pericolo, con l'individuazione di vie di fuga e la prevista assistenza di apposito personale. E ancora i corridoi di emergenza, la suddivisione in settori dell'area di affollamento e, non ultima, la drastica riduzione dei contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi e in quelle limitrofe. La macchina della sicurezza appunto è capace di dimostrare di essere efficace ed efficiente quando serve, soprattutto in momenti di maggior concentrazione di popolazione. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Ancora qualche temporale sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 6 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità con qualche rovescio o temporale possibile un po' ovunque ma meno probabile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino occasionali temporali saranno possibili sui settori alpini, buono invece altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci piuttosto frequenti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci e temporali piuttosto diffusi, localmente anche di moderata intensità. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 29 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.